Si è svolta a Venezia la 7ª edizione del Salone Nautico organizzata da Expo Venice, società che potrebbe presto siglare un accordo con Assocamere Estero in vista di un'espansione del salone a livello internazionale. Quest'anno la vetrina 2008 del mercato marittimo ha voluto privilegiare la denominazione Festival del Mare per comunicare l'idea di una manifestazione che non è dedicata solo agli operatori del settore, ma anche a tutti gli appassionati del mondo marino. All'interno della Marittima, lo spazio tradizionale e principale sede dove si svolgono e si organizzano i convegni, si sono susseguiti molti interessanti interventi sulle attività nautiche che sono stati seguiti con attenzione dal pubblico presente. I rappresentanti istituzionali e gli imprenditori che si sono alternati al microfono hanno tutti ricordato l'importanza della nautica come settore industriale che incide economicamente sull'intero bacino mediterraneo orientale, un settore che nella regione Veneto dà lavoro e sviluppa l'economia portando benessere e ricchezza. Sono state sottolineate anche le opportunità della piccola nautica con particolare riferimento al diportismo e al turismo nautico. L'assessore al turismo della provincia di Venezia Danilo Lunardelli ha ricordato l'appuntamento con il workshop sul turismo nautico, un settore importante legato alle attività produttive della zona con interessanti margini di sviluppo economico. È un'importante manifestazione alla quale la provincia ha aderito da subito e lo sostiene senz'altro perché qui mettiamo in evidenza tutta la nostra produzione cantieristica, tutto il settore produttivo legato alla produzione appunto delle navi più importanti ma anche degli yacht e delle imbarcazioni da diporto. Poi si svolge qui il Festival del Mare, è un'attività che riguarda il turismo fluviale dove siamo tutti molto impegnati. Ricordo il 14 il workshop sul turismo nautico e l'education con tutti gli operatori che mette in evidenza anche l'aspetto commerciale di queste attività. Davvero una bella manifestazione, è il 7° anno e senz'altro continuerà così. Il Festival del Mare è l'unico salone nautico italiano certificato da un ente certificatore riconosciuto, ISF. L'edizione 2008, tanto apprezzata ed attesa a livello europeo, si è articolata in 4 aree tematiche ed è stata inaugurata ufficialmente da Anton Francesco Albertoni, presidente UCINA. Il salone, nei suoi 150.000 metri quadrati di superficie di terra e 136.000 metri quadrati di specchio d'acqua, ha presentato un percorso espositivo che ha guidato i visitatori alla scoperta della cultura legata al mondo del mare. In mostra ci sono state imbarcazioni prestigiose ed innovative attrezzature per l'orientamento e la sicurezza sul mare. Filo conduttore del salone sono stati ancora una volta il gusto del bello, dell'esclusività, unite all'eccellenza in termini di qualità ed efficacia. Sono state ben 40 le anteprime del 2008 a dimostrazione del posizionamento sempre più forte e riconosciuto della manifestazione lagunare. Tra le prossime iniziative di Expo Venice è stata annunciata Mare Maggio, che si terrà dall'8 all'11 maggio all'Arsenale di Venezia, e il Festival dell'Aria al Lido di Venezia. Un progetto ambizioso che mira a far diventare Expo Venice la più grande organizzazione di eventi fieristici nel Mediterraneo orientale. Breathe in, are you listening?
corso di realizzazione nuovi grandi progetti del porto a supporto dello sviluppo della nautica. Nuovi ormeggi d'approdi sono previsti per soddisfare le richieste di un pubblico sempre più esigente, tra i quali il progetto per la realizzazione di una darsena a Marghera. Durante la manifestazione è emerso il valore di questo settore, il cui fatturato ormai per il 60% è indirizzato verso l'estero. Il 90% degli associati Ucina sono piccoli imprenditori, poiché fatturano meno di 10 milioni di euro. Sarà dunque importante continuare a promuovere la sinergia tra le piccole e grandi aziende per far crescere e rilanciare il settore, anche con il recupero nel territorio di strutture esistenti scarsamente utilizzate per contribuire alla crescita della nautica da diporto.